Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Siamo agli sgoccioli dell'anno, quindi le ultime battute prima di augurarci buon inizio, buon 2023. Come state? Buonasera, vedo che ci sono già alcune persone collegate, grazie per i saluti, grazie per passare il vostro tempo in mia compagnia. A proposito della compagnia, vi ricordo gli appuntamenti della settimana che sono regolarmente il martedì e il giovedì. Il martedì, come potremmo dire in termini televisivi, in prima serata alle 21:15, mentre il giovedì alle 19 in compagnia del Marietto Veneziano. Sono sua ospite generalmente nella diretta delle 19, quindi se dovessi, se non dovessi riuscire, ecco, partirei da questo, se non dovessi riuscire a rispondervi stasera, a rispondere a tutte le domande che potrebbero arrivare nell'arco della diretta, vi ricordo che avete un'altra possibilità e poi ancora, quindi nell'arco del tempo. Gli appuntamenti, ve l'ho detto, martedì e giovedì, martedì 21:15 e quindi giovedì e dopodomani alle 19 con il Marietto Veneziano. Buonasera Dana, buonasera Erna, buonasera Diana, buonasera Maria. Bene, allora vedo che c'è anche già la domanda di Maria, vi ricordo alcune cose. Per cominciare, che anche se ciascuno di voi è collegato probabilmente da un canale, chi dal mio canale YouTube, chi dal canale YouTube del Marietto Veneziano, chi presumibilmente ci raggiungerà dal gruppo Facebook, quindi è probabile che vediate solo le domande delle persone che sono collegate con voi dal canale che avete scelto, ma le domande che arrivano a me o i messaggi che arrivano a me in realtà sono raccolti da questa piattaforma che si chiama StreamYard e confluiscono appunto da 3 canali contemporaneamente. Quindi l'ordine che vedete nei commenti non necessariamente è quello reale che ricevo io. Mi raccomando, tenetene conto quando pensate che siete stati saltati o che c'eravate prima voi. Intanto, a proposito di quello che è la turnazione o la scelta della domanda, vi ricordo che diamo sempre una priorità soprattutto alle persone nuove, perché questo è uno spazio che ci permette di presentarci, di farci conoscere e di dare a tutti la possibilità di ricevere una risposta gratuita. Quindi viene scelto principalmente proprio per dare, quindi il commento e la domanda, principalmente proprio per dare a tutti la possibilità di avere questa risposta. Ciò non significa che se avete già in passato fatto una domanda non possiate riformulare un'altra domanda nel tempo, assolutamente. È chiaro che nell'arco della diretta la prelazione ce l'hanno le domande le persone nuove e in seguito, se avanza tempo e se soprattutto non ci sono tante domande di persone nuove, sicuramente diamo spazio poi a tutti di avere altre opzioni. Vi ricordo in ogni caso che siamo disponibili per consulti professionali in privato, 20 €, 40 minuti circa. Quindi se volete non solo una domanda così, una risposta al volo durante la diretta, dove magari c'è anche meno privacy, meno modo di spiegare, approfondire gli argomenti, e quindi se volete più spazio, più tempo e la possibilità di esaminare la situazione da più punti di vista, benissimo, sicuramente nello spazio privato e nell'appuntamento professionale avrete la possibilità di approfondire gli aspetti che vi stanno a cuore, fare anche più domande su più argomenti, quindi tutto quello che si riesce a fare nel tempo del consulto. Quindi vi ricordo cosa dovete scrivere quando formulate la domanda. Ovviamente le parole le scegliete voi, l'argomento lo scegliete voi, ma dovete indicare necessariamente il vostro nome, la vostra data di nascita. La domanda deve riguardare un argomento preciso, deve essere formulata in modo chiaro, dettagliata, quindi se per esempio riguarda la sfera sentimentale dovete indicare se siete single, se siete invece in coppia, dovete indicare se la persona per cui mi state interrogando, per cui state interrogando le sibille, è libera, è già impegnata, se siete amanti, se siete ai primi appuntamenti, quindi date più dettagli possibili. Lui lo frequentate da poco, è separato, ha figli, quindi scrivete delle indicazioni perché poi si vedono dei personaggi e così non si perde tempo nel cercare di individuare chi potrebbe essere.
Ovviamente se la domanda riguarda un'altra persona dovrete mettere anche il nome e la data di nascita di questa persona. Le domande generiche sono assolutamente sconsigliate, così come le domande troppo personali o legate alla salute o ad argomenti estremamente delicati è meglio rivolgerli nel consulto privato. Mi raccomando, questo, ma anche per voi, ecco, una cosa mi sembra più adeguata e più opportuna allo spazio della diretta. Vi ricordo comunque, come ho detto, le cose che dovete scrivere, il fatto di avere pazienza, ci saranno sicuramente delle altre opportunità. Mi raccomando, quando venite chiamati dovete scrivere di essere presenti, perché se non siete collegati, quindi avete scritto la domanda, ma vi andate a fare un tè e non siete qui, allora io passo poi a un'altra domanda e quindi perdete la vostra chance. Mi raccomando, quindi siate partecipi e presenti. Bene, detto tutte queste cose, prima di cominciare con le risposte, vi ricordo quali sono i canali attraverso cui potete trovare non solo informazioni sul nostro conto, ma anche il materiale che abbiamo nel tempo distribuito, raccolto e divulgato in modo gratuito. Per cominciare abbiamo il sito internet www.ilcapitano.altervista.org. Questo sito è online dal 2015 e intanto frutto della visione straordinariamente generosa del Marietto, che ha deciso di divulgare in modo gratuito quello che fino a quel momento era appannaggio di pochi e assolutamente anche costoso, e quindi la radionica, ha nel tempo rivisto, ottimizzato e attualizzato molti dei circuiti sia storici che già giravano negli ambiti della radionica, apportando alcune importanti modifiche che ne permettono l'applicazione senza orientamento, permettono a questi circuiti di non impregnarsi mai né delle informazioni del testimone né di interferenze esterne, quindi insomma ha fatto veramente delle migliorie molto importanti per quello che è la radionica applicata, tant'è che tutti nel settore conoscono i lavori del Marietto Veneziano e le sue dispense, quindi cercate, insomma, cerco di farvi comprendere il valore del materiale che non solo trovate gratuitamente, ma che proprio è frutto di lavoro e di maestria del Marietto Veneziano. Quindi andate, in tante sezioni del sito trovate il materiale da scaricare in formato PDF, in dispense, quindi troverete raccolti molti circuiti con le spiegazioni di utilizzo. Vi ricordo tra l'altro che di recente, a luglio di quest'anno, ancora finché siamo nel 2022, è stato caricato l'ultimo ebook di circuiti che già da tempo il Marietto e la sottoscritta applichiamo per i nostri clienti. Abbiamo in qualche modo deciso di divulgarli e nel tempo sicuramente arriverà anche altro materiale, sempre distribuito gratuitamente in prima assoluta sul gruppo, scusatemi, sul canale YouTube, il canale YouTube, i gruppi Facebook, ma prima di tutto intendevo il sito. Va bene, concedetemi questo lapsus perché effettivamente ci trovate anche su Facebook e ci trovate sui nostri canali YouTube. Perché questo? Perché molte dispense sono corredate di poche istruzioni, anche se sono quelle che bastano, ma almeno per cominciare a usare fin da subito i circuiti. Questo per esempio è un esempio di uno degli ultimi circuiti raccolti nella dispensa del 22 luglio. Ma se volete degli approfondimenti potete cercare nei canali YouTube, nelle varie sezioni indicizzate, nel senso che se cercate nelle playlist troverete gli argomenti che sono trattati dai nostri gruppi e dai nostri canali YouTube e tutti i video che abbiamo nel tempo organizzato proprio per argomento. Quindi fin da subito potete andare ad approfondire le conoscenze della radionica e soprattutto quello che almeno abbiamo messo a disposizione noi nel tempo. Ovviamente parlavo anche del gruppo Facebook perché quotidianamente condividiamo materiali proprio nostri, ecco, quindi originali, non scoppiazziamo a destra e a sinistra, non prendiamo frasi
positive di qua e di là, sono tutti gli argomenti che trattiamo sono comunque frutto della nostra esperienza, del nostro lavoro e che mettiamo in spirito di condivisione a disposizione di tutti. Ovviamente se ci contattate in privato dovete tenere in considerazione che è un approccio professionale, quindi tutto quello che abbiamo potuto donare gratuitamente è a disposizione nei canali che vi ho detto e tra l'altro continuiamo nel tempo anche con le dirette ad essere presenti e disponibili, in privato solo per contatti e consulti professionali. Quindi se volete fare la famosa domanda conoscitiva, perché si usa tanto dire così, venite qui nella diretta. Se ci contattate in privato, 20 € 40 minuti. Bene, detto questo vi ricordo che nel sito trovate anche le sezioni legate ai nostri servizi professionali, in particolare la sezione shop, ma anche la sezione dei sigilli salomonici, la sezione del quadrato di nascita, quindi di tutto quello che è il tema astrologico. Sono tutte cose che mettiamo a servizio in modo professionale, quindi se siete interessati a procurarvi dei talismani. Ovviamente io sto parlando di quello che è la nostra tradizione, la tradizione cabalistica a cui apparteniamo, quindi troverete solo ed esclusivamente materiali di questa natura. Altro tipo di talismani, amuleti non sono nei nostri canali, non sono nel nostro sito, quindi se volete un contributo per quello che è questa importante tradizione, noi sicuramente siamo a vostra disposizione. Vi ricordo in ogni caso che per comprendere il tipo di intervento più adatto a voi, la situazione che state vivendo nel suo complesso e per valutare il tipo di percorso che è più adatto proprio al superamento di blocchi, ostacoli, la risoluzione di problemi, è sempre consigliato, assolutamente suggerito, un consulto professionale, perché tramite la divinazione, tramite l'indagine, risolveremo tanti aspetti poco chiari, nel senso andremo a capire quali sono le maggiori influenze della situazione e soprattutto la strategia, che vi ricordo, non abbiamo la bacchetta magica, anche se sì, come veicolo di volontà, ma non è la bacchetta magica dei film, quindi non è che risolviamo in 5 minuti i problemi che avete creato in una vita. Dovete comprendere che il percorso è lungo, è serio ed è articolato. Un percorso si basa soprattutto sul lavoro sul sé. È impensabile che otteniate risultati nuovi dai vecchi comportamenti. Quindi prima di tutto si lavora sulla persona, si lavora sul cambiare i contributi o gli assetti e gli equilibri astrologici della persona proprio perché si aprano delle porte nuove su di lei e quindi sulle sue esperienze di vita. E ci vuole pazienza, ci vuole tempo. Dicevo, la bacchetta magica c'è come veicolo della volontà, ma non certo come nei film. Tac, vi risolviamo in 2 minuti con una sessione di 20 € i problemi di una vita. No, il lavoro è lungo, impegnativo ed è il risultato direttamente proporzionale al vostro sforzo, non al mio. Io lo farò la mia parte, il Marietto farà la sua parte e metteremo a disposizione sicuramente tutto quello che è l'armamentario di strumenti che possiamo applicare a partire dalla radionica, la radiestesia, la tarologia, la ritualistica, i talismani, eccetera. Quindi tutto quello che si potrà fare scegliendo fra le cose che all'indagine risulteranno più significative o comunque più di impatto su di voi, quindi se siete più ricettivi alla radionica, se siete più ricettivi alla ritualistica, se funziona meglio per voi un approccio angelologico, quindi magari avete bisogno di una determinata specifica forza per il tramite di un sigillo, noi lo valuteremo e nel tempo apprezzerete i risultati. Quindi questo è un assioma fondamentale per la nostra collaborazione. Se viene meno questo, non venite nemmeno, non vi disturbate, perché questo è quello che noi possiamo fare per voi. Quindi se avete pazienza, se vi mettete in gioco direttamente e se veramente vorrete cambiare la vostra vita in modo significativo e definitivo, allora sì,
noi ci siamo. Per tutti i barafus che perdono tempo, noi non ci siamo. Bene, detto questo, direi che posso cominciare a rispondere perché ridendo e scherzando è passato un quarto d'ora. Allora, direi alla regia di cominciare a selezionare la prima domanda. Bene, Diana, 23 giugno 91, avrei ancora a che fare con Marco, 7 settembre 85. Ci siamo incontrati 3 anni fa, ma lui era fidanzato, però c'era un legame forte tra noi. E la domanda è, sento che non è ancora finita tra di noi e che lui mi pensa come lo penso io. E così, quindi, vediamo Marco nei confronti di Diana. Lui era ed è fidanzato, c'è stato ben poco fra di noi, poi il destino lo ha allontanato, ma io non l'ho mai dimenticato, nonostante mi sono fidanzata. Sento che ancora lui prova lo stesso. Grazie, va bene, cerchiamo di capire, Marco, nei tuoi confronti che cosa sente, come è orientato, cosa pensa ed eventualmente gli sviluppi. Ok, vediamo un po'. Quindi, eravate giovani, perché qua compare la giovane fanciulla. Il sacerdote, beh, mhmm, forse forse lui stesso considerava che eravate immaturi in quel momento per il vostro rapporto. Comunque il sacerdote ha un approccio, generalmente distaccato, razionale e quindi cerchiamo di vedere cosa ci dice, la stesa. Ma allora, effettivamente, non ti sbagli, tantissimo, ecco, ci vai molto vicino. Si capisce che nel passato, anche i contatti fra voi, la comunicazione, si è conclusa, si è chiusa in qualche modo, ma la carta del nemico sembra raccontare che bene o male c'è stato da parte di uno dei 2, forse di lui, visto che la domanda comunque riguarda più, la prospettiva di Marco nei tuoi confronti, quindi è possibile che soprattutto i primi tempi abbia cercato di tenerti d'occhio, di vedere ancora se, ehm, che cosa succedeva alla tua vita dopo, no, quindi, diciamo che, probabilmente fino a che non hai cominciato un altro relazione, un altro rapporto, lui ha un po' tenuto il conto o comunque uno sguardo su di te. Da cosa vedo c'è un principio di rimpianto per come sono andate le cose nel passato, per le scelte fatte o quelle non fatte, quindi è possibile che lui ogni tanto pensi a te come quella che poteva essere, magari non dico la persona giusta, mh, ma, comunque una persona importante. E secondo me, visto che c'è la carta del ritorno, è possibile che, spesso pensi alla possibilità di ritornare nella tua vita, non dico con te, ma quantomeno a farsi sentire o, ad avere di nuovo un contatto con te, ma questo pensiero gli causa parecchia afflizione. Quindi non lo vedo determinato, è come se spesso e volentieri, magari soprattutto a ridosso di questi periodi festivi, ecco, quindi magari, certi periodi dell'anno come il Natale, il Capodanno, possono muovere in lui un pensiero, in modo più importante nei tuoi confronti. Quindi sicuramente c'è, questo tentennare, no, mi faccio sentire, non mi faccio sentire, le scrivo, non le scrivo, quindi c'è essere o non essere, okay. Comunque nel prossimo periodo, quindi in futuro, non so bene quando, ma non sembra tanto lontano, le sibille ci parlano di quelli che sono gli sviluppi, probabilmente, a ridosso di un viaggio. Io non so se lui si debba spostare, se per lavoro si muova, però sembra che magari, ci sarà un'occasione che però nasconde una sua pianificazione, quindi magari sembrerà che sia lì per caso, ma, probabilmente, avrà un'intenzione mirata, nascosta, di fare un passo nella tua direzione.
Ma, ecco, nonostante qualche approccio ben calcolato, come se, si interessasse un po' a sapere com'è, quasi fosse disponibile a fare qualche forma di chiarezza o a esserci se avrai mai bisogno, in realtà poi si allontana. Quindi io non la vedo come una cosa per cui tornerà, starà lì e riaprirete un dialogo, del tipo riproviamoci. Non si vede tutto questo, almeno per ora. E poi nell'esito, Imeneo ladro, donna di servizio, amore. Ma, di fatto sembra di fatto sembra che comunque, lui abbia un impegno sentimentale di un certo tipo e che però probabilmente in futuro, intenda fare qualcosa, ovviamente alle spalle di un'altra situazione, perché comunque il ladro non è che agisce alla luce del sole e questo ci farà capire che comunque quando si muoverà in futuro sarà ancora accompagnato da qualcun altro. Quindi mi raccomando, lui però secondo me qualcosa farà in futuro, nella tua direzione. Lo vedo un po' sulle sue nel frattempo, magari qualche piccolo gesto, ma poi sembrerà allontanarsi e poi di nuovo qualcosina. Quindi non avrà un andamento fluido, ma un po' altalenante. Ok. Bisogna vedere questa domanda qua, vedi? Sì? Non è un po' la Maria se lei si chiama Maria prima. Sì, allora Maria, non so se grazie Diana, grazie, mi fa piacere, prego. Allora, Maria c'è perché il Marietto, ha selezionato questa domanda, vediamo se è con noi, se ha resistito al pippone della Hilde e se ovviamente, ci dà conferma anche del suo nome, ecco, se quello che compare come account YouTube, poi effettivamente è anche il suo nome. Quindi Maria, se ci sei, ti chiedo appunto di scrivere. E Maurizio, buonasera. Ho visto che c'è anche Maurizio. Bene, Maria c'è, perfetto. Ok, Maria, ti chiami Maria? Lo chiedo perché sicuramente sì, ma meglio esserne sicuri prima di attaccarmi a una scia energetica che poi non è magari quella giusta. Vediamo intanto, grazie, ti ricambio gli auguri. Vediamo, ok, ci sei, ma ti chiami proprio Maria? Intanto vediamo di capire per lei, nata il 22 ottobre del 60, sì, si chiama Maria, ok. Se il 2023 le porta l'amore, vediamo un po'. Quindi cosa succede in amore per Maria? Ma viaggio donna di servizio. Beh, diciamo che, qualcosa si muove, tanto per stare in tema del viaggio, quindi qualcosa si muove e potrebbe, da parte tua esserci comunque questa disponibilità anche a intraprendere qualche nuova svolta nella tua vita. Vediamo comunque cosa ci racconta la stesa. Mh. Insomma, sai Maria, c'è una linea del passato che è tutta un film, una telenovelas, tutta condensata in una sola stringa. Quindi sembra quasi, insomma, che, ci sia stato un passato difficile, forse sei stata tradita, qualcuno, ehm, cioè, si parte con una rottura molto importante, probabilmente a seguito di un tradimento o comunque, a ridosso c'entra anche un uomo più giovane, qualcuno che però probabilmente ti ha un po' preso in giro o comunque sembrava chissà che e poi non è andata molto lontano come situazione. Quindi insomma
un passato difficile che speriamo resti nel 2022. Ti devo dire che, le sibille cominciano a parlare di un'altra situazione che però è un po' controversa, gelosia, messaggero, sospiri, conversazione. C'è una situazione che probabilmente stai vivendo già adesso o che è molto prossima e che, vede comunque, ehm, sicuramente una situazione più di dialogo che non di una vera e propria relazione. Quindi magari c'è una nuova conoscenza, ci sono però ancora delle ferite, ci sono delle situazioni che ancora adesso ti mettono in difficoltà o non ti fanno sentire di poterti fidare del tutto e qualcuno potrebbe, ehm, prendere un po' le distanze o forse tu, che, stai passando un momento dove sembra che ti voglia allontanare da tutte le persone che hai intorno. Nel prossimo periodo però una situazione sicuramente o forse proprio questa che stai vivendo in questo momento, potrebbe andare a chiudersi. Quindi la primissima cosa che ci raccontano nel prossimo futuro è appunto che qualche situazione, cambierà e si concluderà nonostante, tutto e tuo malgrado. Quindi accetta che questa situazione che già sta in qualche modo ritardandosi o che non sembra quagliare o andare da qualche parte, si chiuderà. Quello che quello che però avverrà, è che, comincerai degli scambi simpatici con o una o forse qualche persona, ecco, così come se, passassi tempo senza grandi aspettative. Effettivamente non si vede in questo luogo dove farai conoscenza. Il luogo potrebbe essere, attenzione, un gruppo social, un'app di per conoscere persone, tutto quello che modernamente la carta della lettera può esprimere, quindi non è che immagino che ti metti a mandare lettere a qualcuno, è più probabile che avvenga una conoscenza nel virtuale e che venga coltivata a messaggi, messaggini, telefonate, quindi c'è questa specie di corteggiamento che ti aspetta nel prossimo periodo, ma anche qua, non sembra che, tu sia particolarmente, stimolata ad andare a incontrare questa persona o queste persone, quindi tutto si blocca. Come se però stessi cercando qualcosa, quindi quello che c'è in quel momento o quello che ci sarà, non sarà granché e quindi niente che meriterà di proseguire, ma starai ancora cercando. Quindi nell'ultima carta si vede che attendi o cerchi qualcosa che in qualche modo faccia la differenza. Ma io devo dirti che alla lunga ci sarà una persona. Allora, scusa, sposto un po' il microfono. Vedi? Una persona c'è nell'esito. Attenzione, potrebbe presentarsi in un modo che non è proprio, cioè non è proprio la persona che sembra voler far apparire. Quindi attenzione che c'è magari qualche lato che terrà un po' per sé, che non dirà del tutto, che non esporrà fin dall'inizio e quindi c'è una situazione, con la carta della falsità un pochettino da attenzionare, che potrebbe indicare magari una persona che non ti racconterà tutto o che, ti farà sentire un po' precario il rapporto o quello che può venir fuori. Però in realtà è un gran signore, quindi magari, ecco, può parlare di un qualche approccio non ben chiaro, questa persona magari, fingerà o, approfitterà di una situazione, ma non in modo negativo, per fare la persona che ti vuole aiutare, ma magari nasconde un altro interesse. Quindi diciamo che, c'è qualche cosa che comunque comincerà a muoversi e che riguarda un uomo però di un certo tipo. Quindi magari potrebbe farti credere che è meno di quello che è veramente, oppure, non esporsi in modo chiaro. Quindi, ci sarà qualcosa. Ecco, un uomo si vede,
ma ancora dirti che vedo nascere proprio una relazione, un rapporto, no. Ti voglio però incoraggiare dicendo che il Gran Signore generalmente è un buon personaggio per le faccende d'amore, quindi nonostante questa carta un po' insidiosa, come se fosse una di quelle conoscenze che vanno proprio colte al volo o quelle cose comunque per cui vale la pena di pazientare, comunque c'è un po' di uno strano indice di insidiosità, però sembra che ne valga la pena. Quindi, boh, in bocca al lupo Maria e speriamo che ti porti il 2023 quello che desideri. Allora, cari amici, io vi ricordo allora l'appuntamento di giovedì alle 19, sarò col Marietto Veneziano, vediamo se riusciamo magari a dedicarvi qualche minutino in più, visto che saremo insieme. Vi ringrazio tantissimo intanto per aver partecipato, aver scelto di trascorrere questo tempo in mia compagnia. Vi aspetto giovedì alle 19 e ovviamente, neanche a dirlo, in consulto privato 347 8702 622. Se desiderate un appuntamento scrivetemi su Telegram o